Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, nuovo appuntamento con la domenica di 131, ovvero insomma il contenitore sportivo appunto del weekend. Per quanto riguarda lo sport sardo, una giornata particolarmente avara di emozioni, possiamo dire così, quantomeno per quanto riguarda le squadre che giocano a calcio, le squadre sarde che giocano a calcio nei campionati professionistici e comunque nazionali, visto che non è arrivata neanche una vittoria tra Serie C e Serie D, così insomma bisogna sperare che la Dinamo vada insomma a salvare in qualche modo l'onore dello sport sardo in questa domenica, in questo momento insomma davanti al pubblico del Palazzo Radimini, insomma una Dinamo davvero straripante contro Verona, ma insomma in attesa di andare subito a Lucca in collegamento audio con il nostro Roberto Pinna, inviato a Lucchese Torres, andiamo a vedere prima di tutto la giornata di Serie C, cioè ovvero quello che ha detto il campo. Iniziamo dai risultati di questa giornata in attesa del super derby bianco-nero, diciamo così, tra Siena e Cesena, ovvero Alessandria Pontedera 2-3, Gubbio Rimini 1-2, Imolese Recanatese 2-1, poi il pareggio per 0-0 della Torres Alfonso Greco a Lucca, 1-0 della Reggiana contro l'Ancona in una partita chiaramente di cartello per quanto riguarda la terza serie, anche per il blasone delle due squadre. Poi Fermana Entella 0-1, Montevarchi Carrarese 2-1, Olbia Fiorenzuola 1-2. Insomma, ne parleremo abbondantemente anche col nostro Marcello Scano di questa sconfitta, questo nuovo passo falso interno dell'Olbia. Poi Vispesaro San Donato 1-0, poi dicevamo Siena Cesena 0-0. Questa è la classifica del girone B con Fiorenzuola e Reggiana. Insomma, questo Fiorenzuola che anche oggi con i 3 punti ottenuti alla Bruno Nespoli passa in testa insieme alla Reggiana, che insomma appunto è una squadra che certamente alla vigilia aveva i favori del pronostico dalla sua. A 14 Siena e Gubbio, 13 per il Rimini, 12 la coppia formata da Carrarese e Vispesaro, 11 Lucchese ed Entella, poi una sorta di frazione, una sorta di cesura, perché insomma tra Entella e Montevarchi ci sono 3 punti tra nono e decimo posto, 8 punti per il Montevarchi, così come per Cesena, Imolese e Ancona, 7 punti per la Torres, che è il pareggio di oggi, 7 come Fermana e Pontedera, 6 punti per l'Olbia, 5 punti per San Donato Tavarnelle, mentre a 3 punti chiudono Recanatese e Alessandria, dicevamo anche in attesa della partita di Siena, tra Siena e Cesena. Dovremmo avere il nostro Roberto Pinna in collegamento audio. Ciao Roby, mi senti da Lucca? Roberto? Non ce l'abbiamo, ma andiamo a vedere insomma un po' anche nel dettaglio con quello che ha curato, insomma il live testuale che ha curato il nostro Roberto Pinna direttamente da Lucca. Insomma già il titolo e la dice lunga: quinto risultato utile, scusate, per i sassaresi di Greco, che dopo insomma un inizio non semplice, ricordiamo la doppia sconfitta nelle prime 2 gare, poi pian piano insomma questi 5 risultati utili consecutivi con 4 pareggi e una vittoria, quella esterna, ricordiamo il 2-0
di Macerata contro la Recanatese. Insomma, direi che già nel commento finale di Roberto si intuisce quella che è stata un po' anche la partita. Un pareggio giusto, quello del Porta Elisa, con la Torres che ha giocato meglio nel primo tempo, invece nella ripresa non è crollata sotto i colpi della Lucchese, che ha cercato, anche inserendo vari giocatori, vari attaccanti, vari giocatori chiaramente più maggiormente offensivi, ha sfiorato la vittoria con la traversa all'88esimo di Franco. Però insomma resta questo 0-0 divertente, con un terreno di gioco, come dice Roberto, rivedibile. Però insomma una Torres che continua con questo 4-4-2, che sembra essere in questo momento il vestito tattico più adatto alla squadra di Alfonso Greco, o comunque quello scelto da Alfonso Greco per la sua squadra. Insomma, vedremo effettivamente se già nel prossimo turno ci saranno dei cambiamenti anche su questo fatto. Non abbiamo Roberto, ma abbiamo però quello che Roberto ci ha mandato da Luca, ovvero le parole in sala stampa sia di mister Alfonso Greco che quelle di Capitan Niccolò Antonelli. Inizierei ovviamente da mister Greco e le sue parole. Un Greco che comunque, insomma, ve lo anticipo, ve lo spoilero, insomma, si è detto soddisfatto comunque del risultato di Lucca. Andiamo. Abbiamo fatto una prestazione di spessore, secondo me, ha dato proprio l'impressione di una squadra solida. Questa ho avuto anche io l'impressione, e questo sicuramente fa ben sperare, ma già veniamo da una striscia positiva, insomma, di 5 partite, quindi però è stata una partita dove forse nel secondo tempo potevamo sfruttare qualche ripartenza in più e far male alla Lucchese. L'unica pecca forse è quella, perché ci sono stati 2 o 3 situazioni dove si poteva gestire meglio la palla e potevamo anche sfruttare meglio qualche ripartenza. Ecco mister, avete rispolverato questo 4-4-2 da campionato rispetto alla Coppa Italia. Hanno giocato Ruoco con Scarpini, uno Scarpini forse non brillante come l'ultima uscita, è normale vista la condizione del momento? Sì, è chiaro, noi in questo momento abbiamo 4 attaccanti e in base a come vediamo la partita decidiamo chi far giocare o anche giocare con 2 attaccanti più Ruocco eventualmente esterno. Però ripeto, l'importante è l'atteggiamento, l'impressione di questa solidità deve essere una caratteristica che ci deve portare a fare questi 44 punti e quindi la strada è buona, insomma. Ecco mister, in chiusura, oggi grande solidità, l'abbiamo detto, alla prossima al Vanissano dove ancora cercate il primo successo, arriva il Siena, una sfida che forse rappresenta il banco di prova migliore per testare il vostro momento dopo queste buone. Sì, incontriamo una delle squadre più forti del campionato, quindi vediamo, adesso ci prepariamo e vedremo un attimino di riuscire a fare questa vittoria in casa, però sono soddisfatto della squadra, l'atteggiamento è quello giusto, quindi la prestazione c'è stata di spessore secondo me e continuiamo su questa strada. Ecco, insomma, la prestazione c'è stata, continuiamo su questa strada. Ricordiamo, la Torres arrivava di fatto dal pareggio in campionato di sabato scorso contro la Vispesaro, quel gol di Scappini al 97esimo, poi dal derby di Coppa Italia che aveva dato comunque delle buone indicazioni ad Alfonso Greco e al suo staff. Intanto il secondo gol consecutivo di Stefano Scappini, che oggi non ha segnato, però insomma è partito dall'inizio cercando, insomma, probabilmente sarà lui l'attaccante di riferimento insieme a Diakité, insieme a Ruoco, chissà, che poi magari davvero in questo 4-4-2 che dà molto ordine alla Torres non ci sarà poi spazio, chissà, più avanti anche per aggiungere fantasia. Penso a un paio di nomi, penso a quel Sanat che contro l'Olbia si è visto giocare trequartista alle spalle della coppia pesante, ovvero Diakité Scappini, ma lo stesso Ruoco potrebbe tranquillamente fare l'esterno di centrocampo, in un centrocampo chiaramente molto molto offensivo, che in questo momento ha bisogno di equilibrio, ed è per questo che gioca Alessandro Masala anche da esterno. Però insomma davvero vedremo un po' anche quello che dirà il prossimo turno per quanto riguarda la squadra di Alfonso Greco. Ricordiamo, partita di cartello al Vanissana contro il Siena, che domani giocherà contro il Cesena. Ma abbiamo detto prima, oltre ad Alfonso Greco, anche le parole
di Niccolò Antonelli, capitano di questa Torres, diciamo l'insostituibile, colui a cui davvero Alfonso Greco non rinuncia mai, anche per Antonelli, anche 90 minuti e passa in Coppa Italia contro l'Olbia, anche segno davvero dell'importanza del centrale genovese in questa Torres. Andiamo a sentire Niccolò Antonelli. Antonelli, una grande prova di squadra a livello difensivo e nel primo tempo anche a livello offensivo, perché comunque ci avevate provato in un paio di occasioni, poi nella ripresa non siete riusciti a essere costanti sotto porta, però arrivano 0-0 che dà morale. Sì, sapevamo benissimo che era una partita complicata, che loro erano molto bravi nei duelli individuali, soprattutto sulle fasce, li abbiamo contenuti bene, però abbiamo fatto una grande prova, come hai detto te, in fase difensiva, a partire dagli attaccanti e centrocampisti che oggi hanno corso tantissimo. Ecco Nico, hai ritrovato D'Ametto dal primo minuto, sembrate la coppia forse imprescindibile per questa Torres al momento a livello difensivo. No, vabbè, con Paolo ormai da 2 anni che giochiamo insieme, per cui ci conosciamo abbastanza bene, ci sono certi meccanismi che vengono automatici con lui. Però io penso che anche nella partita di Coppa Italia anche Riccardo abbia fatto una buona partita e tutti i difensori di questa squadra qua ci aiutano a crescere anche a me e Paolo in settimana per come si allenano, per cui è un discorso di gruppo proprio fatto bene. Ecco, un discorso di gruppo, mentalmente sembrate una squadra che si è calata con molta unità in questa categoria. Avete iniziato male con 2 sconfitte, però poi da Cesena è successo un click, sono 5 risultati utili consecutivi e c'è proprio uno spirito diverso in campo. Sì, assolutamente. Ci siamo calati, ci abbiamo messo magari una settimana in più a calarci in una categoria, soprattutto a livello di atteggiamento, che penso che sia quello che poi fa la differenza in campo, di non voler prendere gol, di difendere in 10, di darci tutti una mano. E questo abbiamo sentito anche le parole di Niccolò Antonelli. Gli altri difensori ci danno una grande mano, ovviamente ha citato Riccardo Pinna che con lui ha giocato mercoledì nel derby di Coppa Italia, a mio modo di vedere non demeritando, anche se insomma chiaramente l'ho detto anche il nostro Roberto Pinna, l'avete sentito nella domanda che rivolgeva ad Antonelli, la coppia Antonelli D'Ametto è insomma è una garanzia per questa Torres, è stata uno dei pilastri l'anno scorso in Serie D e non è un caso, ribadisco, che insomma davvero Greco non rinunci mai ai suoi giocatori. Riguardiamo magari la classifica prima di collegarci con il nostro Marcello Scano, che vedo già pronto praticamente, quasi in postazione appunto per intervenire. Tra l'altro Marci, preparati perché ti chiedo anche qualcosina della Torres, anche se tu ovviamente hai commentato la sconfitta dell'Olbia. Rivediamo la classifica, insomma questi 7 punti per la Torres, direi in buona compagnia, no? Con Fermana e Pontedera. Ricordiamo Pontedera che insomma oggi ha vinto 2-3 contro l'Alessandria, debutto con i 3 punti per Max Canzi, ex allenatore dell'Olbia, che dalla scorsa settimana si siede appunto sulla panchina del Pontedera. Insomma 7 punti ancora, chiaramente è prestissimo per poter capire quale sarà il campionato di questa Torres, però è evidente che insomma questi 5 punti questi 5 risultati utili consecutivi, perdonatemi, stanno dando davvero molta più sicurezza a un ambiente che forse ha bisogno, è dentro con Marcello. Ciao Marce. Ciao, buonasera a tutti. Ben trovato intanto. Siccome l'altro giorno parlando, no, così anche del più e del meno nel prepartita di Olbia Torres si diceva la Torres forse ha bisogno anche di un bel risultato, di un gran risultato in casa, tra le mura amiche, come dicono quelli che sono forbiti e che sanno parlare bene, proprio per dare magari anche quella scossa, quel click in più a una stagione che, dicevamo prima in premessa, non è partita benissimo con le prime 2 sconfitte, però lentamente, con delle certezze che si stanno sempre più sedimentando, probabilmente, chissà, magari al prossimo turno un bel risultato contro il Siena, che tu hai anche già commentato perché è già stato a Olbia, chissà che non possa essere davvero quella scossa in più, no? Per far veramente iniziare a volare questa stagione. Ma direi che fondamentalmente manca soltanto quello, manca la vittoria in casa, perché la giornata di oggi per quanto riguarda le squadre sarde ha dimostrato che poi questa Coppa Italia
è stato un momento a sé stante, fondamentalmente, perché l'Olbia non è riuscita assolutamente a sfruttare l'abbrivio del derby e la Torres non si è fatta affossare dalla sconfitta del derby, e anzi è ripartita da tutte quelle che erano comunque le buone impressioni che c'erano state nelle scorse settimane. Ricordiamo comunque, a onore di cronaca, che appunto la Torres ha fatto tanto turnover per quanto riguarda la Coppa Italia, e probabilmente questo poi ha inciso anche positivamente sulla prestazione odierna. È stata magari anche una scelta, anche perché comunque era il primo derby di 3, quindi si è anche magari ipotizzo pensato poi di poter dire, insomma, potessero dire la loro anche nel prossimo derby, che è molto vicino peraltro. Questo per quanto riguarda appunto proprio una questione ambientale. E ripeto, la Torres riparte bene, e sicuramente, io avendo commentato anche il Siena al Nespoli, ti dico che è una squadra battibilissima. Chiaramente stiamo parlando comunque di un girone molto molto competitivo, ma anche abbastanza pazzo sotto certi punti di vista, e quindi assolutamente la vittoria è auspicabile, manca, ti ripeto, solo quella. Prima del derby avevo detto che secondo me la Torres era più in condizione, poi al netto, ti ripeto, dell'Olbia, ripeto, al netto del turnover, questo, ripeto, è un segnale che dalla giornata di oggi si continua a dare. Ecco, abbiamo ovviamente introdotto il discorso Olbia, andiamo a parlare di questo Olbia-Fiorenzuola, Marce, perché insomma effettivamente abbiamo visto, come dire, io sono le pagelle, quindi insomma ti dico già subito la mia. I segnali sono stati incoraggianti, perché comunque i primi 3 minuti già 2 occasioni da gol importanti, con 2 parate importanti del portiere Battagliola. Secondo me lì in quel momento mi hanno fatto pensare, deve essere che effettivamente c'è stato questo click mentale, perché poi di fatto l'Olbia ripartiva dalle certezze date dalla Coppa Italia. Nuove certezze, penso per esempio alla coppia d'attacco Contini-Sueva, Esatto. penso per esempio a Ragazzu riproposto in qualche modo definitivamente, direi, da trequartista, penso a Biancu mezzala, e soprattutto a una difesa che, insomma, ritrovando Gelmi, ritrovando Emerson, anche oggi all'inizio sembrava poter essere sul pezzo, cioè effettivamente sembrava aver messo un po' la museruola al Fiorenzuola. Poi cosa è successo? Poi dominio, perché insomma, che non inganni il risultato e che non ingannino gli ultimi, volendo bene all'Olbia, 10 minuti, però è stato un dominio Fiorenzuola, una squadra che ha dimostrato che aver vinto contro la Reggiana 5-0 non è stato certamente un caso, una squadra che gioca bene. Io in telecronaca denotavo più appunto dei meriti del Fiorenzuola. Chiaramente l'Olbia, insomma, guardavi la formazione e dicevi che bello, un bel rombo di qualità, perché a parte la rosa è stato confermato Zanchetta, che è una di quelle certezze che si è portato appresso dalla Coppa Italia. Poi avevi Biancu, 2 mezzali di qualità, Ragazzu 3 quarti, 2 frecce davanti, la solidità difensiva che comunque teoricamente era preservata, perché comunque fuori Bellodi dentro Emerson, Travaglini sugli esterni, Gabriele al posto di Renaud, che tra l'altro forse era stato uno dei peggiori nel derby. Sì. Però onestamente dopo i primi 3 minuti che hai ben sottolineato, veramente poca roba. Poi con dei cambi si è cercato di mischiare un po' le carte, sia da un punto di vista tattico del modulo, avendo messo poi nel finale 2 arieti, se vogliamo, come Babbi e Nanni insieme. Unica nota chiaramente positiva è la buona prestazione all'esordio di Nanni, però ripeto, onestamente poca roba. L'aver cambiato infatti a fine primo tempo 2 uomini anche carismatici come la Rosa ed Emerson per far spazio poi a Bellodi Minala, secondo me già ha fatto capire che anche in panchina evidentemente qualcosa hanno capito che non stava andando, ma comunque è cambiato veramente poco. Fiorenzuola ha meritato di vincere, ha vinto giustamente, ha fatto una bella partita, bisogna rendere onore agli avversari in questi casi. E per quanto riguarda l'Olbia, insomma, come ho detto, una nota positiva può essere sicuramente l'esordio di Nanni,
un'altra piccola nota è il fatto che comunque almeno si è fatto gol in campionato, visto che comunque in campionato l'unico gol era stato di Boganini alla prima giornata, però onestamente ci sono tantissimi dubbi sulla fase offensiva di questa squadra, che non è riuscita a tirare fuori, a far tirare fuori la qualità dagli interpreti che aveva. Gli interpreti erano di qualità, l'atletismo davanti l'avevi, però qualche automatismo non l'avevi, perché da un punto di vista proprio anche delle certezze, Fiorenzuola è sembrata una squadra quasi di un'altra categoria. Ecco, secondo te, siccome siamo praticamente di chiusura sul Sì. discorso Serie C, perché abbiamo tutta l'ampia pagina di Serie D, ti chiedo, secondo te però questa è la strada, se la Torres di Greco ha intrapreso un percorso con questo 4-4-2 che sta dando abbastanza certezze, secondo te il 4-3-1-2 che per 3 volte di fila, compresa la Coppa Italia, Roberto Chiuzzi ha proposto, tra l'altro oggi quando ha dovuto cambiare non ha messo la difesa a 3 ma ha fatto il 4-2-3-1, no? Quando è entrato Nanni con Babbi dietro, cosiddetto sottopunta, con Ragazzo e Boganini sui lati, a piede invertito, come giustamente sottolineavi in telecronaca. Potrebbe essere, no, questo 4-3-1-2 la strada definitiva di quest'Olbia verso una ripartenza che deve portare gol, come hai detto giustamente tu? Io dico che ha assolutamente senso non mollare subito, perché comunque dei segnali positivi li ha avuti. Secondo me hai trovato una squadra che semplicemente fa un 4-3-3 a memoria, con degli interpreti a centrocampo cosiddetti box to box, perché poi aveva anche il play Stronati che ha fatto una parità pazzesca, che comunque andava a attaccare la metà campo avversaria, quindi erano tutti molto dinamici. Piccola nota che secondo me comunque va fatta: Fiorenzuola ha giocato 20 minuti in Coppa Italia, perché poi c'è stato quel bruttissimo infortunio occorso a Danilli, se non sbaglio, che ha fatto sospendere la partita. Quindi io ho anche notato un po' di freschezza in più da parte della squadra ospite. Poi, insomma, chiaramente questo è insomma, un piccolo particolare che secondo me comunque non deve levare merito a Fiorenzuola in generale, e non deve, insomma, deve far pensare comunque ulteriormente l'Olbia, che deve, secondo me, stare focalizzata su 4-3-1-2, perché comunque sia, come hai detto, poi nel corso della partita puoi cambiare, puoi fare il 4-2-3-1, che secondo me è un altro modulo sul quale, questi moduli un po' mutevoli, cioè la base è la difesa a 4, poi dopo un po' ti puoi plasmare a seconda di come va la partita. Poi addirittura ha chiuso l'Olbia con una specie di 4-2-4 di Venturiana memoria, e quindi insomma c'è la possibilità di variare tanto, perché gli interpreti possono farlo, però chiaramente credo sia proprio una questione di automatismi, perché l'altra squadra, il Fiorenzuola, ha fatto la differenza lì, andavano a memoria. Sì, Marcio, sono d'accordo. Ricordiamo ancora una volta la classifica. Ricordiamo il prossimo turno Entella-Olbia, quindi insomma una partita importante che poi tra l'altro tosta, che riporta anche alla memoria comunque bei da un certo punto di vista, nel senso che comunque si è arrivati ai playoff, alla seconda partita dei playoff, però comunque riporta un po' di rammarico, perché insomma chi ha visto la partita lo scorso anno in quel di Chiavari, l'Olbia non meritava probabilmente di uscire, è soltanto un regolamento un po' così, chiaramente aveva pareggiò penalizzato. Anche nella cosiddetta regular season, all'andata a Chiavari, se non sbaglio, finì 3-3 in rimonta, segnò anche Mancini, che vabbè, quest'anno non c'è, però insomma chiaramente puoi fare risultato. Ecco, questo secondo me l'Olbia poi vabbè, l'ha fatto in trasferta, ha fatto dei pareggi, ma questa solidità in trasferta la dovrebbe prendere proprio dalla Torres. Ecco, adesso sarebbe importantissimo per l'Olbia, secondo me, nel prossimo turno non perdere, perché altrimenti si entra in un circolo vizioso di un certo tipo. Credo che anche da un punto di vista ambientale dei tifosi, che oggi erano tranquillissimi, nel senso che hanno comunque applaudito la squadra, come dire, il derby è servito a quello, però c'è bisogno di un pizzico di continuità, perché altrimenti chiaramente un po' l'ambiente si potrebbe sfaldare. Marce, grazie come al solito per essere intervenuto in diretta. Ci vediamo martedì, anzi vi vedrete martedì, perché io non ci sono, ma insomma con Roberto Pinna per parlare di Serie C. Quindi grazie a Marcello Scano. Andiamo rapidissimi insomma verso la seconda parte
di trasmissione, perché abbiamo parlato della Serie C, parliamo anche della Serie D. Abbiamo detto che non è stata una giornata ricca di soddisfazioni, basta guardare le partite, i risultati del sesto turno del girone G di Serie D, dove c'è stato il pareggio della Costa Orientale Sarda in casa contro il Portici in rimonta per 1-1, una bella prova di maturità secondo me della squadra gialloblu, che lentamente anche in questo caso cerca di trovare nuove certezze. 0-0 tra Cassino e Angri, 0-1 di una positiva il Val Maddalena contro il Sorrento. A breve vedremo anche gli highlights. Una brutta sconfitta invece dell'Atletico Uri, 3-0 contro la Lupa Frascati, 0-0 tra Aprilia e Nola, 0-1 vittoria esterna importante della Palmese contro la Paganese, e poi questo 2-1 pazzo dell'Arzachena contro il Pomezia, una sconfitta ma con grande amarezza per il rigore sbagliato da Marco Sartor subito dopo aver trovato il 2-1. Poi Monterotondo Casertana 1-4, e anche in questo caso una gran vittoria dei rossoblù campani contro i rossoblù invece laziali, e poi 0-0 tra Tivoli e Visartena. Andiamo a vedere anche la classifica. Eccola qua, scusatemi, ecco, 13 punti per il Sorrento, che si conferma capolista però da solo, in questo caso in solitaria, davanti a Pomezia e Casertana che seguono a 11, 10 per Arzachena e Monterotondo, quindi con i ragazzi di Marco Nappi che restano comunque di fatto attaccati alla zona di testa. 9 punti per Palmese, Ilva Maddalena, Nola e Paganese, 8 punti per Cassino e Tivoli, 7 per Portici e Lupa Frascati, 6 punti per Atletico Uri, 5 per l'Aprilia, 4 per la Costa Orientale Sarda, 3 per l'Angri. Chiude a 2 punti la Visartena. Dicevamo prima, insomma, una giornata importante, anche se appunto priva di fatto di soddisfazioni per le squadre sarde di serie D, anche se insomma, iniziamo dall'unica squadra che ha fatto punti di fatto oggi, ovvero la Costa Orientale Sarda di Francesco Loi, che a Tertenia, vedete, insomma, un clima probabilmente molto, molto estivo, anzi tutt'altro, ma oramai siamo in autunno inoltrato, quindi insomma, bisognerà anche abituarsi a questo tipo di temperature. Che ha fatto la partita contro un avversario ostico che la precede di 3 punti in classifica, però di fatto ha fatto quasi tutto la squadra giallo-blu. Questo è il gol del vantaggio del momentaneo del Portici con Orlando, un giocatore importante, un attaccante davvero di livello superiore alla Serie D, che ha giocato anche in Serie C a lungo. Questo è un tentativo di Sergio Nurchi, vediamo col un classico movimento del numero 9, il capitano giallo-blu, un destro a giro a rientrare. Poi ancora Orlando, che sul finale di primo tempo ha provato a impensierire De Luca. In realtà poi, insomma, come è ripresa la gara, la Costa Orientale Sarda ha continuato a macinare gioco fino a quando a questo momento, ecco, vedete la perla secondo me di Matteo Mancosu, che davvero fa un grandissimo gol per trovare l'1-1 che ha fatto esultare l'impianto dei Sarranas a Tertenia. Lo stesso Mancosu, lo vedremo adesso, proprio un minuto dopo ha avuto una grandissima occasione che non è riuscito a sfruttare, proprio davanti al portiere ospite. E poi insomma qua c'è stato un episodio curioso con l'arbitro che è rimasto colpito insomma nelle zone private, insomma è dovuto cadere, si è accasciato ovviamente senza poter più riprendere in quel momento il gioco. 30 secondi di stop, poi la gara è ripresa, ancora un paio di occasioni, fino a quando poi, ecco, chiudiamo con l'azione del giovane Kossu, che è entrato nel finale proprio di gara. Anche questo un classico movimento dell'attacco giallo-blu, ha provato a mettere in porta, ma ha parato il portiere ospite. Andiamo a sentire Francesco Loi, l'analisi del tecnico della Costa Orientale Sarda ai microfoni dei colleghi di Directa Sport al termine della gara. Sì, un pareggio amaro, perché arriva dopo una partita nella quale, seppur con una qualità non eccezionale, abbiamo continuato il trend delle ultime partite dove eravamo in crescita, però purtroppo continua anche il trend dei risultati che per quello che facciamo arrivano solo in minima parte. Però sono contento, farò i complimenti ai ragazzi, perché in questo momento particolare anche un punto ci dà la possibilità di continuare a crescere. Non dobbiamo abbatterci per un pareggio, anzi dobbiamo prenderlo in modo positivo, perché muoviamo la classifica.
perché sappiamo bene qual è l'obiettivo nostro di quest'anno e sappiamo quanto dovremo sudare, però diciamo che anche oggi non abbiamo concesso granché all'avversario, abbiamo preso un gol su palla inattiva, forse sull'unico pericolo che abbiamo subito. Ecco, da qui per dire forse qualche dettaglio da registrare, perché poi nel primo tempo grandi pericoli non ne avete subito, neanche nel secondo. Sì, perché sapevamo che erano bravissimi sulle palle inattive, hanno forse il 70-80% dei loro gol fatti su palla inattiva, oggi hanno fatto un gol bellissimo, quindi tanto merito a loro. E noi purtroppo per fare una rete dobbiamo creare tantissime occasioni, anche oggi ne abbiamo avuto veramente tante nette e tantissime potenziali, nel senso che non ci siamo arrivati per 1 centimetro o ci ha anticipato il difensore sulla linea di porta. Però io sono del parere che quando una squadra costruisce comunque queste situazioni prima o poi raccoglie. È ovvio che è un campionato che non ti aspetta e ci stiamo attrezzando per non farci aspettare. Faremo sicuramente quello per cui ci siamo prefissati un obiettivo durante l'anno. Speriamo di recuperare tutti gli effettivi e se ci sarà bisogno interverremo anche per dare manforte alla rosa, perché comunque se serve bisogna intervenire e se serve bisogna dare qualcosina di più, però dal punto di vista dell'impegno oggi non mi sento di rimproverare niente a nessuno, sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Ecco, se serve interverremo sul mercato, ricordiamo, facciamo anche gli auguri di pronta guarigione al buon Nicola Mereu, ha avuto un infortunio grave al ginocchio. Andiamo invece a vedere quello che è successo tra Pomezia e Arzachena. Dicevamo prima un 2-1 che lascia molto rammarico, molto amaro in bocca in casa Arzachena. Va detto, il Pomezia si è confermato squadra ostica, squadra capace, non a caso insomma 11 punti in classifica, nonostante lo status, diciamo così, di neopromossa dall'eccellenza. L'Arzachena è stata la solita Arzachena che ha giocato, ha provato a mettere in grossa difficoltà il Pomezia, come sempre sull'asse offensivo. Questa è una grande occasione per Antonio Loi, ribattuta dalla difesa di casa, poi ancora un colpo di testa di Sartor, poi è arrivato, non è questo, arriverà dopo, il vantaggio dei padroni di casa. Questo è il gol di Cristiano Oi, che aveva già punito, tra l'altro, come qualcuno magari si ricorderà, la Costa Orientale Sarda nel 2-5 di qualche settimana fa appunto a Tertenia, qua proteste dell'Arzachena che cercava che chiedeva un possibile calcio di rigore. Poi però di fatto il Pomezia anche nel secondo tempo ha aumentato un po' i giri del motore, sfruttando la mancanza di concretezza sotto porta da parte dell'Arzachena. Ecco, è arrivato il 2-1, davvero il solito Massella, insomma, pericolosissimo in area, addirittura ha rischiato qua con Bosi di capitolare per il 3-0, poi a un certo punto insomma anche i cambi, Nappi ha cambiato soprattutto in zona offensiva, è entrato Massimiliano Manca, l'ex primavera del Cagliari, che ha dato più peso offensivo, liberando forse anche un po' Marcos Sartor da troppi compiti anche di lavoro sporco. Si è vista e migliorata la fase offensiva dell'Arzachena, anche se qua c'è stato il grandissimo salvataggio di Mario Piga a evitare il 3-0. Questa è l'azione che porta al gol ancora una volta di Marcos Sartor, il passaggio, la torre di Manca, ancora il triangolo con Sartor che poi beffa Marcucci a tu per tu. Poi questa è l'azione che poteva davvero cambiare la partita, perché calcio di rigore provocato ancora, cioè guadagnato ancora una volta da Mario Piga, ma Sartor batte male, Marcucci quindi ribatte di fatto, regalando il successo, i 3 punti di platino al Pomezia. Qua una grande parata ancora di Marco Ruzzito, sicuramente il migliore dei suoi per quanto prodotto. Abbiamo anche le parole flash di Marco Nappi in sala stampa al termine della gara di Pomezia. Come sempre, dai, come anche a Pagani abbiamo fatto una grande partita, ma alla fine il risultato, i 3 punti l'hanno portato a casa loro, però non posso recriminare niente e non posso criticare niente dei miei ragazzi, perché hanno fatto una partita strepitosa, abbiamo preso gol su una ripartenza, su un'autorete, non ci siamo disuniti, abbiamo continuato a giocare come facciamo sempre
e alla fine poi potevamo anche pareggiare e raggiungere il pareggio con i rigori di Sartor, però i rigori si fanno e si sbagliano, però la cosa bella è che la mia squadra gioca sempre e cercheremo di riprenderci i punti che abbiamo perso oggi, domenica contro l'Artena. Domenica contro la Visartena, insomma una partita sicuramente da non fallire in casa. Finora la Zacchena è stata perfetta, la Visartena è anche il fanalino di coda di questo girone G, quindi è facile aspettarsi una bella prestazione da parte della Zacchena. Andiamo e chiudiamo anche con gli highlights, con la sfida del Salvatore Zecchina, grazie ai colleghi di Ecta Sport che hanno curato le immagini anche di Costa Orientale Sarda contro Portici. Una bella vittoria, una bella vittoria del Sorrento 1-0 di fatto contro il Maddalena, però volevo dire una bella prestazione dell'Ilva di Aldo Gardini, che oggi perde la propria imbattibilità in una gara che, ridendo con il collega Claudio Inconis, che a breve ci commenterà anche la gara, prima di sentire Gardini, è una gara di fatto segnata dai legni. Abbiamo visto i due pali, ecco, questo è il palo dopo la traversa colpita dal Sorrento. C'è spazio anche poi per la traversa colpita da Nacho Caceiro, argentino, funambolico dell'Ilva, insomma una delle sorprese di questo inizio di stagione nel girone G. Qua ancora Caceiro che sfiora il palo da fuori. Dicevo, il Sorrento che ha capitalizzato un'occasione sul calcio piazzato dopo aver comunque di fatto prodotto tanto. Stiamo vedendo anche lo stiamo vedendo anche nelle immagini. Questo è il gol, punizione di Herrera, e poi il gol di Cacace, Capitan Cacace, in colpo di testa in aria che beffa Meiri. Qua una bella conclusione di destro di Hernan Altolaguirre da fuori, parata dal portiere del Sorrento. Poi qua in realtà le immagini vanno oltre. C'è stata l'espulsione per doppio giallo di Rošak, il francesino, no? Il numero 2, l'esterno difensivo molto interessante, però che oggi ha fatto ha commesso peccato di ingenuità, un doppio giallo, soprattutto il secondo per proteste, per aver applaudito nei confronti del direttore di gara. Questa è la bella parata di Meiri sul contropiede di Petito. Poi qua insomma il fischio finale appunto lì allo stadio, all'impianto di Monetta. Andiamo a sentire il commento del nostro Claudio Inconis, che ci ha commentato, appunto, ha curato per noi il live testuale, prima di andare a sentire Aldo Gardini. La sconfitta stagionale per l'Ilva Maddalena di Aldo Gardini, che allo Zecchina di Moneta perde 1-0 contro il Sorrento. Partita giocata a viso aperto dai maddalenini, che al cospetto della squadra che al momento guida la classifica alla fine soccombono per via della rete segnata da Cacace al 51esimo minuto, in invio di secondo tempo. Maddalenini che hanno giocato bene, non hanno concesso troppe occasioni da rete, per quanto comunque i campani abbiano colpito due pali, una traversa e un palo nel primo tempo, prima di raggiungere appunto il vantaggio. Però appunto hanno concesso il giusto, hanno provato ad attaccare, hanno colpito una traversa a loro volta con Cacheiro, sempre molto ispirato, anche se oggi forse tutta la squadra è mancata negli ultimi 20 metri. E prestazione comunque complessivamente positiva, insomma il Sorrento squadra attrezzata, squadra ben organizzata, che ha tutte le intenzioni di disputare un campionato d'alto livello. Ecco, questo è il commento in breve del nostro Claudio Inconis. Andiamo a sentire anche le parole di Aldo Gardini, intervistato sempre da Claudio nella post partita di Ilva Maddalena Sorrento. Hai detto esattamente, hai letto il mio pensiero. La squadra non possiamo rimproverargli niente perché ha lottato fino alla fine. Anche quando siamo rimasti in 10 abbiamo cercato con qualche punizione dalla parte laterale di cercare il pareggio, però l'unico rammarico è che abbiamo preso un gol su una situazione che tutta la settimana abbiamo preparato, perché sapevamo che loro potevano metterci in difficoltà sul secondo palo. Abbiamo preparata, è successo che l'abbiamo preso. Pazienza, voltiamo pagina, servirà per esperienza per i ragazzi che sono molto giovani, che a volte dei piccoli particolari possono fare la differenza in una partita. In avanti, più bravi loro a difendersi o forse è mancata qualcosa? No, in avanti, come sempre, forse siamo stati meno incisivi delle altre volte, però penso che
nei primi 25 minuti il Sorrento ha fatto il primo tiro in porta, tra cui ha preso la traversa dopo 25 minuti. Però se avevamo, a volte cercavamo qualche altra giocata, può darsi che andava meglio, però ripeto, non posso dire assolutamente niente, sono soddisfatto della prestazione, soprattutto a livello caratteriale. Poi le partite possono essere decise da degli episodi, come è successo a loro, che sul tiro in porta del secondo tempo hanno fatto il gol e hanno portato a casa 3 punti. Ora 2 trasferte di fila, cosa ci si porta da questa sfida e cosa c'è da resettare e ripartire? Niente, questa partita è cancellata, da martedì penseremo alla briglia, andiamo sul Campinerva, la prima partita che facciamo sul Campinerva contro una squadra che sicuramente vorrà conquistare i 3 punti e andremo a giocarcela come sempre e niente, non è successo niente, veniamo da 5 risultati, una sconfitta ci può stare per una matricola. E l'importante è che affrontiamo le partite con la mentalità, la voglia e la grinta che abbiamo messo oggi. Poi ripeto per l'ennesima volta, una partita può essere decisa da un episodio, tocca stare più attenti e sicuramente continueremo a far bene come abbiamo fatto, compresa la partita di oggi. Ecco, insomma, abbiamo sentito le parole di Aldo Gardini, chiusura rapida sulla sconfitta netta dell'Atletico Uri per 3-0 contro la Lupa Frascati, 3 gol, uno quello dell'ex Nola, ex anche Torres per qualche settimana, ovvero Antonio, forse una settimana, lo scorso anno, Antonio D'Angelo, poi il 2-0 di Marras, il 3-0 di Flores, insomma questo 3-0 davvero pesante, anche per quanto fatto in realtà di buono dalla squadra di Massimiliano Papa, ma insomma ne parleremo debitamente anche nei prossimi giorni. Chiudiamo, siamo quasi davvero in chiusura, ricordandovi che sta giocando la Dinamo di Piero Bucchi contro Verona. Abbiamo qua le immagini del riscaldamento realizzate insomma dai nostri inviati al Pala Serra di Migni, una Dinamo che era chiamata a una pronta ripresa, insomma, dopo le 2 sconfitte tra finale Supercoppa e campionato contro Varese. Direi che insomma manca ancora qualche minuto al termine del quarto quarto. Vediamo il risultato, il parziale 93-67 per la squadra di coach Piero Bucchi, insomma statistiche importanti, 20 punti e 9 rimbalzi per Onuaku, 15 punti per Eimantas Benzius, insomma bene anche Jamal Jones oggi con 11 punti e 7 rimbalzi, in doppia cifra è andato anche Robinson, c'era poco da dire, ma insomma anche Chris Dow, insomma di fatto questa Dinamo che lentamente inizia a trovare anche quell'amalgama, quello di cui parlava Piero Bucchi, ricordando che comunque insomma gli infortuni continuano a incidere anche sulle rotazioni. L'auspicio, quello del coach biancoblù, è di recuperare quanti più giocatori possibile nel più breve tempo possibile, ma troverete come sempre l'analisi del nostro inviato Mauro Garau al Palazzo Serra di Migni, ma insomma tutta la squadra basket, come sempre Matteo Cardia e Matteo Porcu, super puntuale. Siamo in chiusura, io vi ricordo tutti gli appuntamenti di questi giorni. A partire da domani si torna a parlare di Cagliari, a Cagliari Social Arena, ore 19, UTG 131, Teleregione Live, come sempre questa bella sinergia anche insieme ai colleghi di Directa Sport. Insomma stiamo cercando di raccontarvi nel miglior modo possibile lo sport sardo, speriamo insomma che appunto il nostro lavoro sia apprezzato. I numeri sembrano dimostrare appunto questo apprezzamento, quindi domani si ritorna a parlare di Cagliari. Martedì invece sarà di nuovo tempo di Serie C, mentre mercoledì trick and roll per parlare di basket con tutta la squadra basket di 131, giovedì Serie D, insomma ragazzi, come sempre la settimana è ricchissima. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, tutti coloro che sono stati inviati nei campi e che hanno lavorato per noi per raccontarvi questa bella domenica di sport. Ci vediamo domani, sigla.
La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.